Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Sergio Melis. Siamo praticamente compari a doppia mandata. Io ho battezzato il suo primo figlio nell'87 e lui ha fatto da testimone al mio matrimonio nel 98. Lui ha una bella storia professionale e personale. Penso che sarà un bel racconto da parte sua, quindi buon ascolto, buona visione e sigla. Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao. Come va? Bene, tu? Bene, ho appena mangiato. Perché si mangia, vero? Bisogna mangiare ogni tanto. Sì, io se lo mangio Te lo puoi mettere questo? È un microfono, lo capisci? Sì. Allora, c'è anche una cosa lì, perché qualcuno non se n'è accorto. A te lo dico prima perché sei accozzato. Ti va di fare una chiacchierata? Certo, assolutamente sì. Sicuro? Occhio che io non faccio montaggio, quindi rec stop. La cintura. Allora, questo è un progetto che ho iniziato ormai, sono 2 mesi. Tu sei il 24esimo ospite di questo video podcast. Sì, stiamo andando a San Luri a fare una passeggiata lavorativa. Ne approfittiamo. Guspini. Vedi, ho già dimenticato il posto. A Guspini. E quindi ci mettiamo un'oretta tra una cosa e l'altra, un'oretta di chiacchierata, un'oretta di viaggio. Io ti ho presentato nell'incipit, ho detto che tu sei compare a doppia mandata perché io ho battezzato tuo figlio. Esatto. E lui è stato il mio testimone di matrimonio nel 98. Indimenticabile quel matrimonio. Perché indimenticabile? Indimenticabile perché ero coi sandali e allora vero. ancora non si usavano. Ma per niente. Abito e sandali. Ero abito e sandali con dei bellissimi sandali anni 50, vintage. Ne hanno visti un po' tutti e mi hanno detto: ma che sei, con che scarpe è? La sua, il suo stile. E poi? E poi il no al prete per la comunione. Il doppio no mio e di Mario. Tutti e due atei. Ho scelto 2 testimoni perfetti, matrimonio cattolico e 2 atei come testimone, è vero, anche Mario. Vabbè, però non è vincolante. Lui era un bravo prete, era meraviglioso, ha fatto una predica anche molto libera, molto leggera, no? Era un frate francescano, mi sembra, lo sai. Non me lo ricordo, però mi ricordo che era stata una bellissima messa, proprio questo lo ricordo bene. Va bene. 18 luglio? Bravo, 18 luglio 1998, che poi è anche la data di nascita della mia seconda figlia. Infatti da quando è nata Margherita abbiamo smesso di festeggiare l'anniversario del matrimonio nel 2003. Vabbè, ma non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di lui, perché l'obiettivo di questo progetto è quello di fare una chiacchierata con persone normali, semplici, non necessariamente famose. Qualcuno è stato un po' più famoso di altri perché magari poteva essere conosciuto nei propri ambienti, ma no, noi siamo tutti famosi a modo nostro, chiaramente. Però ci tengo perché le persone che conosco, a cui voglio bene, che mi sono vicine, ma anche quelle che conosco in maniera, come dire, leggera, non necessariamente profonda, hanno sicuramente una storia da raccontare, perché dietro c'è sicuramente un'autenticità che magari in altre situazioni manca, ok? Allora, questa intimità che comunque ci unisce, perché ci conosciamo da più di 40 più o meno 45 anni, 45 81, 82, pieno periodo New Wave. È vero, è vero. Dark, eravamo tutti vestiti di nero in quel periodo. Tu appena maturato, appena tornato da Parigi. Ti ricordi? Certo. Ma non dobbiamo parlare di me! No, ti sto parlando appunto dei miei ricordi. Ok. E subito ha suscitato un ricordo, cioè tu mi hai stato un ricordo. Ti ha smosso un ricordo. Scusa un secondo, permetti che... Sì. Aspetta, stoppiamo un attimo così. Dicevi?
che dialogare con te, diciamo, mi fa aprire subito il cuore, si crea subito quell'intimità che per me è stata da tanti anni, conoscenza e frequentazione. E il giorno del tuo matrimonio per me era un periodo. No, vabbè, Sergio, sei un casino. Sì. Perché? Il microfono è nella giacca. Madonna. Un altro break. Giusto. Sì, l'ho capito, ma non fa così. Devo andare dritto, il microfono l'hai rimesso. Aspetta un po', fammelo. Ecco. Oddio mio. Nella lana prende? C'ha un giro, sì, ha un senso il magneto, da una parte prende, dall'altra no, respinge. Ci sono i positivo e negativo, due poli positivi si attraggono, due diversi si respingono. Come tutti i magneti. Si respingono, il contrario. Due positivi, due uguali si respingono e due diversi si attraggono. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, giralo bene, no, è tutto rotto, è storto, ruotalo, l'hai messo a testa in giù. Ok, ancora? Ancora. Boh. Così? Ancora un po', non schiacciare il tasto giallo. No. Perfetto. Ok, bello della diretta, che non è una diretta. È tutto registrato. Quindi dicevo, il tuo matrimonio, che mi evoca ricordi bellissimi, però mi ricorda anche un periodo molto difficile per me, perché poi da lì a un mese e mezzo mi sarei lasciato, mi sarei separato da Giuditta. Ah, è vero. Però veramente un matrimonio sicuramente pazzesco. Dicevi di me che ho avuto una vita, mi sembra che hai fatto una sorta di presentazione, giusto? No, non ho detto niente, ho detto solo che hai fatto l'incipit di chi sei, che hai avuto una vita abbastanza movimentata. Non noiosa, non mi sono mai annoiato. Non ti sei mai annoiato, che hai fatto diversi lavori, qualcuno magari per un tempo maggiore, altri meno, ma tutti abbastanza, in 45 anni. 45 anni, almeno 4 ci sono. Sì, almeno tre principali. Tre principali ci sono. Esatto, Ok. sì. E qualcuno anche sovrapposto a qualcun altro, per esempio il periodo che ho avuto il distributore, per un po' di anni ho avuto anche un'attività di produzione di piumini. Piumini piumanti. Piumanti, è stato un bellissimo periodo, creativo, divertente. Molto, molto divertente. Periodi, cioè questa attività era a Quartu e mi ricordo tutta una serie di particolarità, che avevamo comprato questo locale dove addirittura non c'era il contattore dell'acqua a Quartu, fine anni 80. Sì, c'erano ancora i rivoli per gli scarichi del... Arrivava il tubo direttamente dentro il locale e non c'era contattore, non c'era Che niente. bellezza. Chissà da dove la prendevano quell'acqua. Abusiva. Ecco, esatto. Oppure un'altra cosa molto particolare, quando andai a pagare la tassa, io che arrivavo da Cagliari, comunque avevo poi cognizione di queste cose, andai a pagare la tassa per la fissione dei manifesti, per pubblicizzare l'attività Piumanti. E beh? Al comune mi guardano come un extraterrestre, te lo giuro. Perché vuole pagare una tassa? Può fingere quello che vuole. Allora, capito questo, pagai la tassa per pochi Ovviamente manifesti e la notte con un altro amico andavamo a riempire le pareti di Quartu con i manifesti, con questi manifesti che avevano una grafica particolare che ti ricordi tu? Certo che me la ricordo. Tu me l'avevi fatta quella? Sì. Con Elena, scusate, non faccio nomi, con un'altra persona, esatto. E quindi riempì Quartu di questi manifesti e alcuni di questi li attaccavo a testa in giù, volutamente. Volutamente, bravo, sì, me lo ricordo. E mentre li attaccavamo si fermò una macchina a guardare. Guarda che state sbagliando! E mi informò che e gli dicevamo che l'avevamo fatto apposta. Questo scese dalla macchina, iniziò a chiacchierare e mi disse che era il commissario della CNA, perché in quel periodo a Quartu era commissariata. CNA è un'associazione di... Una Confederazione Nazionale Artigiani. Un'organizzazione settoriale, chiamiamola così. Esatto. Quindi chiacchierammo un po', gli spiegai cosa facevo e mi invitò ad andare nella loro riunione. Me lo ricordo questo dettaglio. Incominciai a frequentare finché poi fui eletto segretario della CNA a Quartu per un periodo. Poi scappai perché... Lo racconto? Puoi raccontarla? Certo, sì, certo. Non farei non nomi. faccio nomi né niente.
Il CNA l'hai detto, ma stiamo un po' 40 anni fa. Esatto. Figurati. È andata in prescrizione qualsiasi cosa. All'epoca, quindi riorganizzammo la CNA Quartu e organizzammo una cassa sociale per gli artigiani, Ok. una sorta di, come posso dire, Fondo. di fondo, una sorta di cassa mutua, chiamiamoli così, Per progetti, per aiutare, per fare esatto. investimenti, ok. con delle convenzioni con le banche. Mhm. All'epoca chiesi anche io un prezzo di 10 milioni, Ah, è vero. non dico qual era la banca, chiesi un prestito anch'io perché comunque avevo appena aperto l'attività. Dopo 4-5 mesi non mi arrivavano i bollettini. Sono dimenticati di chiederti i soldi indietro. No. Chiesi al commissario, chiesi al commissario e il commissario mi disse: non preoccuparti, il gruppo dirigente non deve rendere i soldi. Ma che cos'è questa storia? Beh, non te l'ho mai raccontata. No, questa mi manca. Sì, Francesco, sì. Il gruppo Anche dirigente dopo un po' non di deve tempo, rendere- dopo 4-5 mesi, mi cagai sotto, lo dico questo e non va censurato, e diedi le dimissioni. Bravo. No, questa è mafia. Cioè, questa è para... Comunque non mi arrivarono mai questi bollettini. Cioè, ti hanno regalato 10 milioni. Sì. 10.000 euro di oggi, forse anche di più. Allora valevano molto 10 milioni. No, 5.000 euro di oggi. No. No, come valore no. Come valore, non come, No, no, come cambio. Però è anche vero che all'epoca tutto costava molto di più, gli interessi tutto- bancari erano al 22%. 26 ho avuto, è usura pura. Ho avuto un prestito per l'attività che facevo, era al 26, un fido bancario al 26%, cioè ti facevi un mazzo per pagare gli interessi, non riuscivi mai a ripagare il capitale. C'era un'inflazione che all'epoca era al 18%. Era un periodaccio. Anni 94, poi dopo Tangentopoli, ma è molto prima. No, ma questo fine anni 80, Fine erano anni gli anni in cui 80, eravamo apparentemente tutti ricchi, così ci diceva Craxi, no? E aumentava il debito italiano, no? Beh, stampava monete, chi se ne frega. Che noi Inflazione chiaramente abbiamo galopante. adesso proiettato sui nostri figli, sulle future generazioni, ed è diventato il cappio al collo. Di tutti. No, però c'è un episodio che sicuramente ti ricordi, che voglio raccontare, che è troppo carino. Loro, lui e la moglie erano gli imprenditori, perché tu nel frattempo facevi lavorare al distributore. Avevo anche un'altra attività, sì. Quindi era il periodo in cui si facevano diverse attività insieme, perché comunque c'erano opportunità, c'era la voglia di fare. Ma poi si era giovane, ragazzini. ragazzini. E tecnicamente erano piumanti, erano piumini piumino d'oca. coperte in piumino d'oca, e la tecnica era che si comprava o si realizzava un sacco che veniva riempito con una sorta di specie di compressore al contrario e che riempiva il sacco di piume, che per capire quante ce ne dovessero entrare dentro venivano pesate. Quindi lui comprò una bilancia per pesare le piume e chiese a un tecnico più di uno di andare a tarare questa bilancia. Ma sì, certo, veniamo a tararvi la bilancia. E che bilancia è? È una bilancia per pesare le piume. No, quello non riusciamo a farlo. È verissimo, è vero. Quello non è possibile farlo, pesare piume. Pazzesco. Al terzo tentativo non dissi che cosa dovevo pesare. Bravo, ed è venuto il tecnico. E il tecnico è venuto. Era una macchina che sparava a piume, la dovevi programmare tra virgolette, sì, comunque predisporre a staccare è arrivato a un certo peso. Bellissimo. Quindi serviva una taratura perfetta. Ok, dopo questo lavoro, Piumanti è durato un paio d'anni. Esatto, è durato un po' di anni finché poi, racconto la mia storia, ed era, anzi ti dirò di più, ti racconto com'è nata l'idea Piumanti. Nacque così, fece un'indagine per produrre imbottiture per bar in Sardegna. È vero, perché il tuo cognato esatto, era grossista di bare. È vero. E in una chiacchierata mi disse che in Sardegna non c'era nessuno che faceva queste cose qui. Le imbottiture delle bare erano in pratica un tessuto sintetico trappuntato con del raso sopra. Okay. Feci un'indagine, all'epoca le indagini non le facevi su internet, prendevi la macchina e giravi l'Italia. Così è vero, verissimo. Sto per dirlo, oggi c'è un sacco di facilità in più, ma col cavolo che l'avete capito, soprattutto i giovani, secondo loro hai qualsiasi cosa, cerca su Google, lo trovi lì, un corno, si andava in giro per l'Italia, si andava a fare le fiere, si prendeva la nave,
la macchina. Sì, e andavi a fare i vari viaggi nelle fiere, oppure ti prendevi tramite le pagine gialle, andavi nei posti telefonici della SIP, perché all'epoca era SIP, sfogliavi le pagine gialle, che ne so, dell'Emilia Romagna. C'erano tutte quelle di ogni città o delle regioni. Esatto. Bellissime. E ti prendevi gli indirizzi lì, facevi una telefonata, li avvisavi. Il bello è che quando andavi a trovare queste aziende qui, chi non aveva quello che poteva servirti, ti mandava ad altre aziende, anche concorrenti. C'era un altro tipo di... Una mentalità completamente diversa. È lì che io poi ho iniziato a votare a sinistra, perché, questo è un piccolo virgolettato, perché a Bologna mi accorsi con uno di questi imprenditori qui, entrai un giorno al comune di Bologna e vidi un ufficio con la scritta, negli anni 80, ufficio trasparenza, Ma che bellezza! dove gli utenti potevano rivolgersi nel caso ci fossero dei ritardi particolari nelle pratiche da loro richieste. Caspita. Io all'epoca ero contro i comunisti, votavo tendenzialmente radicale. Partito radicale, ma ve lo ricordate? Chi non se lo ricorda? Era un partito d'opinione più che altro, comunque. E quindi il 2% aveva il 3%. va bene, però ha sempre portato a termine delle battaglie sociali molto importanti. Divorzio, aborto. Esatto. E quindi appunto, ritorno sul racconto di prima, iniziai a fare questi giri, così conoscere aziende che producevano macchine per trapuntare, poi entrare in contatto con aziende che producevano un tessuto particolare che non facesse passare le piume, finché poi andai a una fiera e ci fu questa rivelazione: esistevano le fodere per i piumini Già pronte. Quindi feci due calcoli su cosa comportava produrre e quante trapunte per mare avrei dovuto produrre per la Sardegna, e invece valore aggiunto che potevano dare questi piumini. Quindi Bare o piumini? Mi sono perso. no, Cioè, erano fatte con l'idea è partita per meccanismi, cioè per la produzione delle trapuntature. No, man mano andando avanti scoprì che con questi macchinari avrei potuto fare i piumini. Lì mi sono accorto che sarebbe stato più remunerativo produrre piumini. Fare l'uno e l'altro, stavi pensando? No, poi nel frattempo avevo visto che avrei dovuto produrre tot trapunte per bare in Sardegna, e i costi dei macchinari Non te l'avrebbero ammortizzato. Quindi, girando per fiere e tutto, inizi a conoscere le cose, a farti un'idea sulle opportunità, e decisi di approfondire lo studio sui piumini. Ok, adesso ho capito. Quindi mi accorsi che potevo produrre dei piumini senza spendere milioni di lire in macchinari. Quindi misi da parte l'idea delle trapunte e portai avanti questo dei piumini. L'idea geniale era che questa azienda tedesca, comunque loro avevano una forte esperienza su questo, produceva queste sacche già trapuntate con dei piccoli spazi interni dove tu sparavi le piume dentro, si collocavano dentro, poi tu riscuotevi e cucivi questa piccola apertura. Questo era tutto il lavoro che rimaneva. C'è niente. Poi da lì l'abbiamo evoluto, perché lo tagliavamo nei bordi e lo facevamo su misura, oppure facevamo una cucitura centrale e facevamo i piumini matrimoniali, una parte più pieno e l'altro più vuoto, a seconda di come la volevi bilanciare, delle esigenze calorifere che avevano i coniugi. Non solo, potevi fare più o meno leggero e più o meno pesante, più o meno leggero, più o meno pesante, piume. Esatto. Poi di tutte le misure. Ma un periodo poi non siete arrivati anche a fare voi i sacchi? Mi ricordo questo. I sacchi, cioè anziché comprarli già pronti li facevate voi un periodo? No, noi facevamo i copri da lì abbiamo iniziato a fare anche i copri piumini. Ok. Però per esempio con i ritagli, noi prendevamo, che adesso, le fodere pronte, le misure più grandi, facendole su misura ci rimanevano dei tagli anche interessanti, e da lì avevamo creato una linea che si chiamava la Casa di Alice, solo per i bambini, e facevamo dei piccoli sacchi a pelo per bambini, comodissimi, degli sacchi dove tu invece che mettere il giubbotto, la trapunta, il bambino e tutto, lo infilavi lì dentro quando uscivi molto velocemente. Tra l'altro li abbiamo riesumati in questo periodo qualcuno, perché mia figlia aspetta e diventerà un nonno tra poco. Nonno. Esatto. Cioè, e quindi portiamo avanti questa cosa qui. Qui c'è una lezione abbastanza
significativa, una lezione imprenditoriale che magari non hai notato, ma sicuramente sì, ed è quello della capacità di adattamento, di trasformazione, di riallineamento a seconda di quello che uno scopre, soprattutto facendo indagini di mercato. Con la conoscenza. Con la conoscenza. Quindi, è fondamentale. Oggi è molto più semplice perché da un lato in 2 secondi sai subito se c'è qualcuno che ha fatto o sta facendo la stessa cosa che hai pensato tu. Perché allora noi non avevamo idea, contezza del fatto che ci fosse già un marchio, un nome, un'azienda che facesse certe cose, perché bisognava andare a scoprirlo, era molto difficile. Oggi puoi sapere se già esiste, sapere se il tuo nome che hai pensato è originale o è già usato, i macchinari li trovi in un nanosecondo, i materiali pure, quello che magari tu ci hai messo quanto? Un mese? 2 mesi? No, ci ho messo... A iniziare, dico, non a produrre, a iniziare. Cioè tutta questa fase precedente che mi hai detto. È durato un inverno. È durato un inverno. 3 mesi, facciamo sì. 4-5 mesi. Con spese enormi, Con spese enormi. Chiamali investimenti, ma sono comunque spese, certo. Viaggi, telefonate, si pagavano molto anche le interurbane, per dire. Esatto. Era tutta un'altra storia. Quindi, ecco lì, però, c'è il discorso appunto dei tempi lunghi, che non sono più così, del fatto che la conoscenza aiuta ed anche la disponibilità a cambiare rotta a seconda di quello che scopri. Questo è un insegnamento che vale sempre e che non ha tempo. Sì, però un'altra cosa molto importante, che quello mi è servito veramente tanto, è entrare dentro le aziende, confrontarmi con ambienti, una visione dell'imprenditoria e anche comunque proprio delle relazioni completamente diverse da quelle che all'epoca c'era in Sardegna. In Sardegna ha sempre dominato l'assistenzialismo. Morirò io ma tu non vivi. Altro è quello. E invece lì c'era proprio comunque una solidarietà, diciamo, imprenditoriale, comunque capire che se vive il mio vicino, se io alimento il mio vicino, vivo anche io e vivo meglio. No, il vicino ricavo l'occhio, la storia. È molto sardo questo, purtroppo. Molto sardo. Lo so che non piacerà questa cosa. E poi appunto... Pazienza, è così. E poi questa cosa la vedranno anche non solo i sardi, ma l'ho detto in un altro episodio, siamo stupidi, basta. Siamo molto stupidi. No, evidenzia anche comunque poi la crescita che c'è stata anche qui, è tutto per carità, però ripeto, il fatto di andare a parlare con grossissime imprese, ricordo andai a visitare questa azienda, Resta Meccanica, che produceva macchine trapuntatrici. Questi all'epoca erano sponsor di una macchina Formula 1 che montava, adesso non ricordo che marchio avesse, montava motori Ferrari, praticamente faceva da muletto alla Ferrari e gareggiava in Formula 1 ed era lo sponsor principale. Quindi questo proprietario di un SPA ricchissimo e tutto, e niente, ti accoglieva lui in azienda. Quando tu andavi e chiedevi di parlare, normale. E chiedevi di parlare di avere informazioni, andavi a parlare col proprietario che con orgoglio ti spiegava la sua azienda, capito? Adesso prima di arrivare a parlare col titolare di una grossa azienda devi... Lasciamo perdere adesso una piccola critica, perché stavo guardando, non dico che cosa, per un lavoro che stavo facendo in ufficio, ho cercato di capire chi fosse l'amministratore delegato, ho guardato la faccia, ho detto questo è un fantoccio, questo è un cartonato, come si dice adesso, sì. Messo lì dalla politica, dai poteri occulti, ma di fatto non sono più imprenditori, sono manager che hanno questa idea di managerialità, ma che di fatto che vengono messi lì, fanno danni o non hanno successo, non importa, vengono strapagati, non solo, se fanno danni poi li tolgono, danno anche buonuscite milionarie, ma non è più quello non è l'imprenditore che hai conosciuto tu. Non è assolutamente quello. No, tra l'altro erano sempre molto orgogliosi, perché e poi comunque capisco anche perché l'Italia si è sviluppata molto nel settore. Quel periodo l'Italia era il fiore all'occhiello di tutta l'Europa a livello produttivo, era industriale, il centro manufatturiero del mondo. Del mondo. Avevamo tutte le aziende manifatturiere, tessili, meccaniche, tutto girava dall'Italia. Design. Era la Cina dell'epoca. Esatto. Allora, anche più forti dell'America. Ma faccio un altro virgolettato. Nel 92 io sono andato a Lourdes, no? A che fare? Con una mia sorella che poi è diventata suora, mi ha portato lì, io ne ho da raccontare. Non basta una puntata. Allora,
tutti i nota gadget, un episodio. tutti i gadget, le madonnine in plastica con l'acqua E chi le dentro, faceva? La Cina, Taiwan? erano tutte made in Italy. Made in Italy. Oh, non esisteva ancora il Made in China. O comunque esisteva, ma non era... No, qui non arrivava, non e comunque arrivava. era tutto made in Italy. E comunque l'industria meccanica in quegli anni, o comunque già dagli anni 50 sicuramente, ha avuto questo sviluppo enorme, tanto che quando io negli anni 80 sono andato a visitare queste aziende, ti spiegavano con orgoglio che ogni macchinario era disegnato da loro, e poi fatto produrre dal vicino che faceva il tornitore, C'era da la quell'altro. filiera. Esatto, tutte piccole aziende, che poi è stato il tessuto, diciamo, economico dell'Italia, lo è ancora in parte, tutte piccole aziende che poi si sono specializzate e sono diventate Colossi. leader nel mondo, cioè l'industria di Tutti i precisione. macchinari venivano prodotti in Italia, quelli che poi andavano nelle industrie magari in tutto il mondo, cioè macchinari industriali, ed è una cosa importantissima, che era alla base di tutto. Quello è tutto sparito. L'artigiano che è diventato industriale è sparito, non esiste più. Sì, Forse esatto. esiste qualche artigiano ancora, ma sono veramente pochissimi. Bene, quindi quando finisci, adesso chiudiamo questa storia Piumanti, vabbè, finisce, e poi il distributore ce l'avevi sempre? Il distributore ce l'avevo sempre. No, voglio raccontare anche com'è che ho lasciato Piumanti. Ah, A ok. un certo punto abbiamo lasciato Piumanti perché arrivò la terzo figlio, e a quel punto lavoravamo sia io che Giuditta, mia moglie, e alla fine quello che guadagnavamo Lo spendevate in babysitter? lo spendevamo in babysitter, in scuole, asili e scuole materne private, perché superavamo il reddito e non avevamo diritto all'accesso comunque alle scuole pubbliche. Alla fine ci siamo guardati in faccia al terzo figlio e abbiamo detto: ma cioè, alla fine stiamo spendendo metà di quello che guadagniamo per delegare l'educazione e la crescita dei nostri figli all'altro. E quindi adesso... Quindi molliamo Piumanti e l'anno dopo chiudono una strada importantissima È vero, è vero. di dove io avevo l'attività, di dove io avevo il distributore. È vero, che da lì è nata tutta la crisi, da quella chiusura di strada. Eh sì, anche perché io, ti ricordi, io spingevo molto, io aprivo tutte le sabati, le domeniche, No, eri avanti anche dal punto di vista commerciale. Avevi periodo nel capito- quale non si poteva fare questo, cioè No, sì, il sabato, cioè la domenica era sempre tutto chiuso. ci sono solo non quelli esiste- di turno. Di turno, tu avevi rotto questo meccanismo, hai preso un bel po' di invidia dai vicini, non diciamo da chi, quindi ti hanno fatto un po' la guerra. E niente, poi avevano chiuso questa strada perché avevano investito e mi dispiace dire in sardo, è morto una persona È morto una persona. e Era quindi pericolosa e quindi hanno dovuto... no, vabbè. E quindi ho mollato, dopo praticamente 2 anni di semiagonia, ho mollato anche il distributore. Da lì mi sono reinventato, ho fatto per un po' di tempo il rappresentante, ho lavorato per brevi periodi come dipendente, ma lì ho scoperto di non essere adatto, soprattutto a fare lavori noiosi o comunque Ecco, standardizzati. un piccolo parentesi, ma non è una parentesi, anche qui la capacità di riconoscere per che cosa noi siamo più adatti. C'è quello che è adatto solamente a fare il dipendente e quello che a fare il dipendente non lo è per niente. Ha bisogno di libertà, di autonomia, eccetera. Questo va capito il prima possibile, ovviamente facendo degli esperimenti. Ai ragazzi lo dico, prima di dire che vogliate fare gli imprenditori, fate una prova per capire anche cosa c'è dall'altra parte. Magari vi piace di più fare il dipendente. Nel tuo caso no, ci hai provato, 2 anni hai fatto il dipendente comunque, Sì. non un mese. Sì. Ho letto il curriculum l'altro giorno, l'abbiamo fatto insieme, quindi abbiamo rinfrescato un po' la memoria. Esatto. Dopo quello? Periodo che ho fatto il dipendente, comunque avevo fatto anche altre scelte, cioè, oltre al lavoro avevo fatto altre scelte di vita importanti che mi hanno appunto portato diciamo, a riorganizzarmi la vita completamente. Il periodo che facevo il dipendente avevo anche coltivato la passione per il vintage e la letteratura È vero. per bambini, soprattutto quella antica. Considerate che i libri per bambini sono relativamente antichi, perché appunto questa letteratura nasce nei primi anni 900, prima proprio era Vero. quindi ho cominciato ad attivarmi nel settore e
diciamo, fino a un certo periodo anche reso abbastanza. Tra l'altro facevo una Che cosa, facevi? Compravi e vendevi? compravo e vendevo, facevo Cercavi? ricerca, mi invitavano, che ne so, chiaramente nei contatti cercavi di cogliere qualsiasi occasione. Allora trovavi una persona che perché ti diceva mia nonna deve liberare una cantina, ha una marea di libri, no? Allora andavo lì e magari fra tutti quei libri Ce n'era qualcuno interessante? ne ho trovato molto interessante. Poi iniziavi a spargere la voce, tanto che entrai in possesso di 4 album di figurine, Bello, di che periodo? di figurine del periodo nazista, delle Olimpiadi del 38. No, non le ho mai viste quelle. Sì, che li viste, me No. ne procurò un tuo amico tedesco, anzi sardo, che viveva in Germania. Ah, è vero, ma non l'ho mai vista. Ah, non l'avevi mai No, viste? io so di questa storia, ma non l'ho mai vista. E dove sono? Ce l'hai ancora? No, le avevo vendute, Ah. ma erano andate a ruba, ce le avevo vendute 1,5 milioni l'uno, L'album? ogni album, Wow! 1,5 milioni di lire. Sì, erano... Ed erano tutte figurine, tipo quelle panini, però erano stampate, non attaccate, non incollate, e feci comunque delle ricerche e scoprì che era una serie destinata solo a ufficiali o comunque persone di rango alto, perché c'erano anche le fotografie del nero che vinse la medaglia d'oro nel 100, Che non poteva essere pubblicizzato. che non poteva essere pubblicizzato. Cavolo. E quelle Era andarono, l'americano. sì, L'americano che aveva vinto... quelle andarono a ruba. In una settimana ne vendetti 4, 1,5 milioni di lire Ma l'uno. 4 album? Sì. C'erano completi gli album? Sì, erano stampate, non erano Ah, quindi erano degli album con le figurine già stampate. già stampate, Era, esatto. era un libro, cioè non era tanto un Esatto. album, era una A colori, raccolta di immagini. A colori. Sì, sì, una raccolta di immagini. Sì, sì. Ok. Di queste avevo tutte le fotocopie, non so Peccato. che fine purtroppo non ho fatto. E comunque trovai anche un sacco di altra roba molto molto interessante. Anche oggetti magari. Anche oggetti. Oggetti, giocattoli. sì, degli anni, cioè, per esempio ero arrivato ad avere una ventina di tipologie di libri di Pinocchio, uno diverso dall'altro, Ah, bello. addirittura quelli tridimensionali. Vi ricordate le cartoline degli anni 70 che le muovevi Sì, e vedevi? Erano lenticolari. Ecco, bravo, grazie. Prego. Erano lenticolari. Questo era prodotto Secondo in di come la guardavi acquisiva un 3D film, cioè non è un reale 3D. anche ma se sembra- questo non era vecchissimo, questo era degli anni fine anni 70, primi anni 80 ed era giapponese. Ecco lì. E avevo una ventina di libri di Pinocchio in qualsiasi lingua, in qualsiasi periodo, chiaramente da quando hanno iniziato a stampare la storia di Pinocchio, e di qualsiasi nazionalità. Poi questo Ma quello era questa- un bel periodo perché c'era proprio poca ressa, diciamo, c'era poca gente che aveva questa passione. Poi dopo è scoppiato con i mercatini, esatto, non era esatto. più nemmeno divertente. Era... No, ma poi allora da lì appunto la passione per i mercatini, andavi in mercatini e trovavi delle cose molto molto interessanti. Ti accorgevi che il venditore non sapeva cosa aveva in mano. Ma quello è il vero mercato, cioè quella è la vera, se vogliamo chiamarla speculazione, ma una speculazione da specchio, cioè una cosa positiva, non negativa, cioè andare, riconoscere delle cose e tu proponi, io ti do 10, anche se magari vale 1000, e l'altro gli va bene 10, I win, you win, vinco io, vinci tu, perché se tu dai quello che l'altro vuole, l'accordo è fatto, non è questione di ignoranza o di non conoscenza, è una questione proprio di opportunità. Però allora non c'era neanche la facilità di valutare determinate cose, no? No, esatto. Internet non c'era. Non c'era internet. Quindi bravo. era tutto Uno si molto, faceva molto la sua difficile. cultura che era superiore a quella dell'altro. L'altro non poteva guardare sul web, questa cosa la devo vendere di più, che vale di più. Esatto. Pazienza. Cioè, io l'ho scoperto perché sono andato in giro per il mondo a scoprirlo. Era un vantaggio, capito? Per chi aveva voglia di farlo. L'altro rimaneva nella sua non conoscenza e non aveva contezza delle cose che aveva. Quindi si andava la mattina presto nei mercatini domenicali appunto a frugare e trovavi qualsiasi cosa. Poi allora da lì cominci a trovare determinati canali. Allora mi sono appassionato di abbigliamento vintage, vi parlo fine anni 90, primi anni 2000. Tanto da quel punto avvenne un campionario tale da organizzare feste A tema. Cioè, dove si esponevano anche i vestiti e la gente li comprava. Bellissimo anche questo.
Vabbè, diciamo che hai inventato altri lavori durante mi sono il divertito. Ti sei Poi divertito? ho trovato un lavoro quasi stabile, lavoravo per un'azienda di allestimenti per esterni. A un certo punto c'è stato, diciamo, ho ritenuto che certi comportamenti non fossero particolarmente corretti e mi fece una chiacchierata con un amico, non so se posso dire il nome di questo amico, che mi diede l'opportunità. Non facciamo nomi. Mi diede l'opportunità di a seguito di questa chiacchierata mi diede l'opportunità di lavorare col suo ufficio, con la sua partita IVA, finché non sarei stato Di fare un autonomo. esperimento. Esatto. Dopo un anno Eri pronto? incominciavo già a reggermi con le mie gambe, aprì la partita IVA per San Gavino dobbiamo girare. Sì. E quindi pian piano ho messo l'ultima attività che ho avuto di allestimenti per esterni, coperture e via dicendo. È nato tutto con l'acquisizione con l'acquisto e vendita di gazebo. Non vi dico le prime consegne come sono state fatte. Non si può raccontare questo. È fuori legge. Mamma mia. Li abbiamo trasportati in qualsiasi modo, con camper, con macchine piccole, col portapacchi e pezzi lunghi 6 metri. Fuori legge. Fuori legge. Da ritiro della patente per sempre. Però anche lì si accende la creatività, inizi a visitare le fiere, a un certo punto vieni illuminato da un qualcosa che ti piace particolarmente, ti informi e decidi di portarlo. All'epoca parlo delle pergole apribili. Pergole, cosa sono le pergole? La pergola non è un termine, è un termine ormai diffuso. Sì, ormai sono coperture. Sono coperture per esterni, sino allora erano fisse. Con teli? Qualsiasi materiale potevano essere fisse in legno, alluminio. No, in telo non si usava ancora. In telo c'erano solo i gazebo, quelli a forma di piramide. Ma prima di essere apribili come erano fisse? Le pergole? Non c'erano o c'erano le pergole in legno o i gazebo, non c'erano. Ok. Quindi vidi questo prodotto presso 2 aziende. Una era un'azienda già molto affermata e siccome io ero nuovo nel settore non mi prese minimamente in considerazione. Chiaro. L'altra era un'azienda piccola, friulana, non piccolissima, lavorava molto nel Triveneto, un'azienda da 25-30 dipendenti che si affacciava appunto comunque a un mercato appena più ampio. Vi sto parlando primi anni 2000. Quindi avviai questa attività e con l'aiuto di varie persone sono riuscito a farla ingranare, a farla diventare importante. Sono cresciuto insieme a questa azienda che mi forniva il prodotto principale. Adesso questa azienda è la leader, cioè io l'ho vista proprio crescere, fatturava 3-4 milioni all'anno nel 2002-2003, adesso è un'azienda che fattura 100 milioni l'anno in 20 anni. È cresciuta molto. Quindi è cresciuta, io sono cresciuto con loro finché poi tutta una serie di situazioni personali e via dicendo mi hanno portato ad aver voglia di cambiare. Ora sono rimasto nel settore, opero in un altro modo come consulente di varie aziende anche di privati e ora sto andando appunto a trattare una di queste dopo? Sì, no, troppo veloce, ho fatto una fesseria e adesso sto andando appunto a vedere un altro tipo di lavoro che potrei sviluppare. La voglia continua a non mancarmi, la creatività uguale. E questo è il racconto di Sergio professionista, però. Sì. E Sergio uomo? Sergio uomo è altrettanto colorata la vita di Sergio uomo. Ci vorrebbe un altro episodio. Allora, siccome abbiamo fatto 40 minuti, questi episodi durano massimo un'ora. E siccome non ci bastano questi 20 minuti che rimangono per parlare del Sergio uomo, adesso ti faccio una domanda e poi magari da lì possiamo anche aprire altri scenari. Questo progetto ha un titolo ed è A come ... ovvero la domanda che faccio agli ospiti è, dopo questa chiacchierata che ovviamente non è una chiacchierata esaustiva, ma comunque abbiamo affrontato degli argomenti o ci sono state delle situazioni, un racconto dove qualche elemento c'è in comune e magari viene fuori una parola con la A. Io ti chiedo A come? Istintivamente mi è venuta avventura, ma subito dopo anima e Perché? amore.
Sono già tre cose. Sì, ma anima e amore. Allora ti dico, amore me l'hanno già detto, anima pure, avventura pure, dammene una quarta che non mi hanno dato altri. Non è facilissimo perché là spesso è privativo e non voglio... Alfa privativo. Eh, Ma non è sempre privativo. no, l'ho detto spesso, però ecco Sai perché che, mo lo dica questa, perché amore è alfa privativo? Anche in amore l'alfa è privativo. Sai il significato di amore? Non ho fatto greco, no? Amors, il contrario di morte. Ah, È bello? molto bello. Molto, molto. Vabbè, dimmi un'altra parola con la A. Allora, Certo, ti hanno detto, tutti e tre te li hanno già detto. Sì. È un impresario, essendo il Anche perché sarà il 24esimo. titolo di questo episodio. È molto. Molto. Perché mi hanno detto 24 parole. Ascolto. Pure. Adesso sta diventando difficile. Pensa che voglio arrivare a 100 episodi. È un bellissimo gioco questo. Sì. È un bellissimo gioco. C'era ascolto, c'era avventura, la tua vita è un'avventura, lo testimonio io. C'è molto amore, perché malgrado certi periodi non belli della tua vita che io conosco, l'amore è rimasto come leitmotiv, motivo sottostante. L'altro cos'era? Amore, avventura? Anima. Anima me ha detto uno dei primi, lì gli ho lasciato e ovviamente non avevo nessuna possibilità. Assolutamente. Ah, come assolutamente. No, beh, certo. e ascolto me l'ha detto un ospite a cui non posso toglierlo, proprio ascolto. Lui ha fatto l'educatore, quindi per lui l'ascolto era la parola d'ordine, capisci? Aveva a che fare con i ragazzi problematici e l'ascolto era la parte più importante del suo lavoro, era il 90% del suo lavoro. No, vabbè, andiamo avanti, possiamo anche... Entro la chiusura dell'ora. Perché questa cosa mi ricorda un po' il gioco Che gioco? che io facevo sia con amici, ma poi l'ho fatto anche con i miei figli, quando viaggiavamo, facevamo per insegnare i paesi della Sardegna. Ah, che gioco era? Io non li conosco, anche a me insegnali. Che adesso si è in quattro in macchina, allora paesi con la A. Arbus. Arzachena. Perde chi non ha più, Balordo. chi non ne trova, capito? Sì, perde come come i giochi con fiori, frutta e città, uguale, il concetto è lo stesso. Bellino. Armungia, ce n'è Armungia. una marea, capito? Vabbè, non mi vengono in mente. No, vabbè, è ovvio che è un gioco finalizzato anche a tirar fuori il concetto, ma abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di esperienze, abbiamo parlato di ricerca, di cambiamento, di non arrendersi. Peccato che come arrendersi non mi piace, perché infatti, è brutto, è brutto, non si sei mai arreso, quindi cercare una propositiva, propositiva, però in questo valore che hai tirato fuori tu. Oggi per esempio è una nuova riscoperta di quali sono le esperienze che hai fatto rispetto a un nuovo presente, quindi c'è dovrebbe da dire antistatico. Antistatico. Capito? È vero, sei antistatico di sicuro, nel senso che non ti fermi, Sì, non sei statico, sei antistatico. Una persona mi ha detto avvincente, molto bello, molto bello. Oh cavolo, Oh, c'eri. a 110 c'ero. Giro qua. Sei Gavino, ecco. Sì, faccio da qua. Ok. Antistatico vorrebbe da... Sospendo un attimo perché sennò. Però prima mi hai detto una cosa che io mi dimentico, che tu stai per diventare Nonno. Oh cavolo. Ecco, questo Com'è è... questa sensazione? È questa emozione più che sensazione. È un'emozione. Assolutamente, sei un'emozione, è un'altra bellissima stazione della mia vita, perché comunque la mia vita, sì, è importante dove arrivo, ma è fondamentale il viaggio che fa. Per me è la cosa fondamentale quella. Non è la meta, è il viaggio. È vero. No, c'è anche chi considera la meta, che per carità sarebbe anche importante, che a 62 anni cominciassi anche un pochino a... però se tiro le somme allo stato attuale sono contento del mio viaggio, quindi questa ulteriore tappa fantastica, veramente bella, che raggiungo adesso, quella di diventare nonno,
un coronamento della vita sicuramente. Perché diventare nonno è una cosa che ti piace, che ti emoziona, che per te è Innanzitutto importante? perché vedi, è una tappa importante, ma perché è il sancire determinare il ciclo della vita. C'è mia figlia che è cresciuta e ora genera. Un altro passo che è stato fatto per vedere ulteriori mondi, e io, come ho sempre fatto, cercherò di medesimarmi per quel che posso nel mondo di questa neonata che nascerà. Ah, è femmina? Lo sapete già, femmina? Sì, Olà, sì. speriamo Femmina, che si chiamerà sia Luna. Luna! Sì. Luna? Ma non possiamo, non basta, già Esatto. è troppo. Wow, bel nome. E quindi è una sensazione molto 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 particolare. È una proiezione, no? Seppur per me le proiezioni, cioè la Non ti sono proiezione mai della mia piaciute. persona non l'ho neanche mai vista sui miei figli, e tu lo sai. Cioè i miei figli li ho sempre considerati figli del mondo. È vero. Però è curioso pensare al perpetuarsi della vita. E anche è un modo di affondare le radici nel futuro. Sembra un controsenso. Sì, Mentre io ho sempre sì. avuto poco legame con le radici, già i figli mi hanno reso consapevole appunto di questo tipo di legame, o di sensazione, o di sentimento, chiamiamolo come vogliamo. Cioè il legame con i tuoi figli lo trovi più o meno pesante rispetto a un legame con un nipote? Cioè, hai detto il legame per te era pesante perché comunque ti costringeva. No, io non ho, scusami se ti interrompo, io non ho radici, ho sempre sentito poco le radici riguardo alla mia famiglia d'origine. Ah, ok. Io ho cominciato a sentire radici coi figli. Beh, quella è la famiglia. Io ho sempre pensato che ci sono 1 o 3 famiglie d'origine derivata e acquisita. Tu questa che stai parlando è quella acquisita, che hai voluto fare. Sì. Cioè, all'origine è la famiglia nostra, quando cresciamo, padre, madre, fratelli, zii, nipoti, cugini. Devo girare qua? No, scusami. Andiamo avanti, sì. Acquisita è origine, poi derivata è quella che ti deriva da cognate, rapporti matrimoniali, eccetera. Acquisita, sì. Quella è quella acquisita. No, l'acquisita è quella, sono tua moglie e i tuoi figli, punto, che hai scelto tu, che acquisisci, che vuoi, io la chiamo acquisita, ma che vuoi. La derivata è quella che deriva da quella che hai acquisito, o anche quella di origine, perché, come dire, l'ho pensato sempre, la moglie la scegli, i figli li scegli, quelli che arrivano, ma li scegli. Sì. Non scegli di sicuro padre, madre, fratelli, e tantomeno cognati, Ancora figli meno, di cognati, certo. capito? Quelli sono ancora più derivati, e quindi pensavo che, dicevi, scusami, la famiglia acquisita, quella è quella più importante, non ti piacciono le origini che hai avuto dalla Non è famiglia? che non mi piace, ho sempre sentito poco il legame. Poco legame, Sì, ho sempre sentito poco il legame di sangue, capito? Sono ok. cose che comunque hanno inciso, hanno determinato comunque la mia esistenza. E quindi invece questo nipote che cosa? Questo nipote appunto contribuisce a sentire il mio senso, il mio radicamento. Ok. Ecco perché ti ho detto anche radicamento, poi soprattutto nel futuro, sembra un controsenso, perché radice si intende sempre alla fonte, alla base, no? Un passato presente. Mentre invece in questo caso io lo vedo proprio, sì, mi consolida ulteriormente dà alimento alle radici, ecco. È una nuova ramificazione data da mia figlia, e ti sorprende perché è una dimensione che non conosci, Guspini c'è, lì. e niente, poi a parte il fatto che a me i bambini Ti piacciono i bambini? poi quando sono così piccoli Quando sono e vedi che imparano una cosa, cioè sino a le 3-5 cose al anni, giorno, poi basta. ma no, ma stai scherzando? Sto scherzando. Sono belli i bambini degli altri. Non hanno filtri, cioè, comunque, e poi la felicità a volte puoi anche non Chissà come sarai come nonno, come spiegarla. ti emozionerà. Vabbè, io provo già a Ti immaginare piacerà. come sarò come nonno, sicuramente la vorrò portare molto in giro, come il resto ho fatto i miei figli da quando erano piccolissimi, a me e mia moglie ci davano degli incoscienti, no? Beh, vabbè, come avete educato voi i figli, tu e tua moglie, tu e Giudice. Perché mamma mia? No, mamma mia nel Il senso. risultato qual è? Ho detto mamma mia, perché veramente mamma mia. Poi il risultato è ottimo. Non dico, proprio testimonio, perché li ho visti tutti nascere, tutti e 3, e crescere. Per cui
non ho niente da dire, ma allora avevo da dire. Perché non capivi? Non capivo, però avevo da dire, quindi ti sto confermando il fatto che quella sensazione che avevo allora era di spavento, perché veramente, adesso non ricordo dettagli, però la sensazione era proprio di una educazione fuori completamente dagli schemi, completamente fuori. Oggi dico, i risultati sono ottimi, più che ottimi, perché sono 3 persone meravigliose, sicuramente particolari, uniche, senza sovrastrutture, libere anche, molto Sì. libere, cioè libere da qualsiasi pregiudizio, da qualsiasi anche influenza da parte vostra, cioè voi le avete cresciute proprio in quel modo lì, mai specchio di voi, mai... Sì, è vero, questo è verissimo. Sì. Mai. E comunque sono persone Bravi. centrate, Tutte e 3. quindi tutte e non... 3. Poi, lo sai meglio di me, a volte ti va bene, a volte va male. Ecco, il Non rischio è questo. quello, che tu lo fai in un certo modo, ti impegni tantissimo e va male, ti impegni per nulla e va male, oppure tutto il contrario, ti va benissimo in tutti e 2 i casi. È un veramente... Sì, ma noi non è che noi ci siamo impegnati, No, vi siete impegnati a non impegnarvi per certi versi, no, avete fatto un bel lavoro, alla fine di tutto un bel lavoro. Poi, allora, non avevo, io personalmente, che sto dicendo queste cose, non avevo allora la contezza che posso avere oggi, a 60 anni, ne avevo 25, di cosa stiamo parlando? Cioè mi spaventavate perché allora non avevo figli io, vedevo solo voi siete stati una coppia molto giovane, che ha avuto i figli molto giovani. Cioè, Allora, io ricordo una cosa, tu ti ricordi il professore di antropologia che abitava vicino a casa nostra a Flumini? mi ricordo Flumini, mi ricordo E c'era un alcuni professore vicini, di antropologia, non me lo ricordo. professore universitario. Cosa diceva? Quando veniva a casa nostra, vedeva Ale, Alessandro, giocare. Ale aveva pochi mesi, no? Sì. Giocare con Pluta, la cagnetta che avevamo coi cuccioli. Sì? Stavano in terra lì. Pluta, mi ricordo Pluta, cane nero. Sì, esatto. Pluta è bellissima, vedi gli schemi che racconta Pluta, loro Sì. chiamano Pluta, per dire, ok, vai. Perché aveva un orecchio dritto, uno storto, Era ricordava bruttissima, Pluto. tutto bianco, è vero, la nera e bianca. Ricordava Pluto. Pluto, essendo femmina l'avevamo chiamata Pluta. Ah, bellissimo. E quindi, E lui, vedendo Ale, diceva: questo bambino crescerà con gli anticorpi così grossi. giustamente, ma erano sempre scalzi, buttati, figurati. Andavamo al lido e vedevano i bambini che si rotolavano nella sabbia, che mangiavano sabbia e tutto. Ma cosa che tra l'altro all'epoca per i tedeschi era normale, Francesco. normale. E noi eravamo visti come genitori insani, Sì. perché i nostri figli potevano sporcarsi, Irresponsabili. irresponsabili, perché i nostri figli si sporcavano, perché i nostri figli mangiavano sabbia, capito? Posso raccontare questa aneddoto per dire la pazzia alla follia? Quando sei tornato a casa hai trovato prima tuo figlio rappato a 0 e poi anche tua moglie rappata a 0. Non te lo ricordi? No, no, perché Ale era ancora troppo piccolo per essere rappato a 0, aveva forse 1 anno, roba del genere. Giuditta. Giuditta ha rappato a 0 Ale e poi si è rappato a 0 lei. Sì, si era fatta a 0 lei. Comunque, la notte quando rientrai a casa, la sera quando rientrai a casa, Pazzesco. sapevo che si era rasata. Lo sapevi? Sì, però la sera ero rientrato tardi, sì, era il periodo di piumanti. Ero rientrato tardi, come entro in camera da letto, Giuditta stava già dormendo. No, non ho registrato un cazzo. Ho fatto pausa. No, ma poi non hai ripreso. No, mi sono Peccato, tra l'altro questo pezzo era molto bellino. molto carino. Ma vaffanculo. Perché ho messo pausa? Quando è che ho messo pausa, scusa? Non mi ricordo nemmeno quando ho messo pausa. A un certo punto tu hai interrotto, poi hai detto adesso riprendiamo. Stiamo parlando delle radici. Ah, non ho messo pausa. Dai, Francesco, ma dai. Sta andando. Ok, quindi sei tornato a casa. No, vabbè, questa puntata non so se la pubblicherò, è un casino. Vabbè, poi la vediamo. È un casino. Sono ubriaco di non so che cosa. Ma non a causa mia. È un casino, non a causa. Comunque, Non a causa tua. comunque No. riguardale poi vai e valuti un Vabbè, po'. lo vedremo, magari faccio tagli. Quindi sei tornato a casa?
dentro a casa, come accendo la luce, Giulia era piegata, cioè comunque sotto le coperte sono la cosa sta fuori. Come accendo la luce ho avuto un sobbalzo perché non avevo associato immediatamente. Vecchio, ho detto, che chi è a letto? E chi c'è nel letto che non... Un pelato. Vabbè, posso raccontarne anche un'altra che mi fa morire da ridere, ma io rido da solo a ricordarsi. Dimmi. Quanto era brava Giulia a cucinare, poverina. Ma quella del riso? Certo. Vabbè, ma io non l'ho mai criticata per la cucina. No, però questa non è una critica, ma quando racconti questa storia fai capire quanto per te non fosse così importante la cucina. No, io ho sempre amato cucinare. Lo so, non l'importanza della cucina, l'importanza del mangiare in un certo modo, che non avevi mai preteso, tu non hai mai preteso niente. Ci sono mariti che pretendono che la moglie cucini tutti i giorni, bene, magari come la propria madre, no? Ci sono queste fisime allucinanti. Lo sapevo da prima, non è che si è presentata come cuoca. Esatto, Esatto, quindi no. Perfettamente com'era. E niente, in questa storia avevamo dei cani. Tra l'altro in quegli anni vivevamo in campagna e io spesso e volentieri portavo cani a casa, cani che trovavo per strada. Un giorno appunto torno a casa, Giulia non mi ricordo dove era, comunque, e trovo una pentola di riso con un po' di carne dentro. L'ho mangiato e ho detto, ho pensato tra me e me. Insomma, potevo anche evitare. Dopo un po' sento Giulia al telefono e mi chiede se avevo mangiato e gli ho detto ah sì, ho mangiato quel riso, ma gli ho detto Giulia non era molto buono, e Giulia inizia a ridere, ma Sergio, ma quello era il riso per i cani, era rottura di riso. All'epoca compravamo questi sacchi di sbramato di risore, oppure rottura di riso con carne in scatola. Sì. Aiuto, gustosa. Questo per dire che tu avevi comunque una percezione particolare che poteva essere stata cucinata da lei. No, li aveva straffato, diciamo. Stata benissimo. Accoglienza. Bravo. Già detto. Porca miseria, accoglienza. Non importa, dai. Accoglienza. Non ho altri anni nella mia vita. Sei allegro, ma allegria. Anche allegro. Molta allegria. Dai, l'allegria. Tu sei figlio di 10 figli. O sbaglio? Sì, ottavo nano. Ottavo nano, sei. Sì. Sergiolo. Ottavo nano. Dico, quanta allegria c'era a casa tua? C'era molta allegria, ma anche molto stress. C'era tutto ben dosato. A parte il fatto che io non ricordo tantissimo della mia infanzia. Come non ricordi tantissimo? No, io ricordo molto poco della mia infanzia. Sì, questa non è la puntata data. Mi ricordo che mi raccontavi sempre di come andavi d'accordo più con tue sorelle che con i tuoi fratelli. Sì, io andavo molto più d'accordo con mie sorelle che con i miei fratelli. Per fortuna ho avuto mie sorelle più o meno coetanee, quindi ci scambiavamo le informazioni, anche se molto, come posso dire, censurate o comunque pudiche, delle nostre prime esperienze, e lì comunque percepivo molto meglio il mondo femminile, quindi lo vivevo sia direttamente che dietro le quinte. E questo per via anche delle mie prime esperienze sessuali. Io la prima esperienza sessuale l'ho avuta con una donna di 28 anni. Wow, e tu quanti anni avevi? 14. Cavolo. Mi hanno permesso di avere, di regolarmi su qual era la vita reale. Se io non avessi avuto questo tipo di rapporto con mie sorelle, avrei avuto sicuramente una visione molto più distorta. Certo. Bello. Dai, ti piace l'allegria? Ti va bene l'allegria? Va bene, sì. Anche perché non avete detto nessuno, almeno fisso questo termine. Anche se il 50% delle persone mi conoscono, mi considerano allegro, ma ci sarebbe anche un'altra A. Il 50% antipatico. Antipatico. Però non caratterizza, penso, la mia persona. Non sei antipatico. Non ti ho mai pensato antipatico, no? Tipo pensati felice, pensati sexy. Non ti ho mai pensato pensarmi astratto? Astratto? Astrazione, sì. Astrazione più che astratto. Astratto? Per astrarre dà molto sulla... Vuoi come astrazione? Sì. Ti piace? Lo Sì. devi decidere tu, no? Sì. Non te lo devi imporre, è la capacità di vedere
guardare un guardrail e vedere... Un binario per le macchinine, non lo so. Una pista per macchinine. No, vedere una qualsiasi cosa, svilupparlo in qualsiasi modo, quello che vedi, quello che è stata l'astrazione, appunto, che poi è anche creatività, fantasia, può essere saper astrarre un concetto, da una visione, saper astrarre altro. Beh, tu lo fai molto nel tuo lavoro. Esatto. Il tuo lavoro da commerciale è quello di, come dire, studiare le situazioni, trovare i bisogni del cliente, trasformarli in prodotti o in servizi, e quindi fai un lavoro di astrazione continuo. Non è detto che quello che un cliente ti sta chiedendo è effettivamente quello che lui serva, quindi da lì devi per forza fare un processo di astrazione. No, oppure da un'idea, da un input, saper estrarre altre cose da sviluppare meglio. Esatto. Ecco, Va bene, allora come astrazione ti ringrazio per questa oretta passata insieme. Molto piacevole, molto divertente. Alla prossima facciamo un'altra con te è in bello futuro. quando nasce l'una la rifacciamo, cioè ne rifacciamo un'altra. Perfetto, quindi questa nella prossima daremo il benvenuto a Luna. Ok, se possiamo la facciamo vedere. No, non si può far vedere. Ti ringrazio veramente, Francesco, perché noi ci facciamo tante belle chiacchierate. Questa rimane fissata in qualcosa. Esatto. Ciao. Grazie. Grazie a te. He's just a snake in the grass. He's just